Lady Rimè, anticipazione episodio 121, Jeanne e Sanem e la magia di un tempo. Sanem è sotto un gazebo in mezzo al verde e cerca di trovare l'ispirazione per scrivere. Poco lontano c'è Egit che dipinge e la tiene sotto controllo. Sanem vede arrivare Jeanne, la capanna dove abita è proprio lì vicino e i due si osservano da lontano. Egit nota il tutto e per distoglierla le chiede se sia riuscito a scrivere qualcosa. Sanem si alza e gli dice che sta cercando di dimenticare, solo così potrà scrivere. Mentre parlano, Jeanne sta cominciando a fare delle modifiche alla capanna. Egit lo osserva e anche Sanem si gira a guardarlo. Jeanne a tratti fa altrettanto. Niet e Meckibè sono davanti alla loro drogheria. Mentre lui rientra per servire una cliente, la moglie chiama Sanem, che sta raccogliendo i fiori nel prato insieme a Egit. Durante la videochiamata, Sanem fa vedere ai genitori il posto dove si trovano e Meckibè nota Jeanne che lavora sul fondo. La donna si allarma subito, ma Egit la rassicura dicendole di non preoccuparsi perché Sanem è lì con lui. Meckibè si raccomanda con la figlia di stare lontana da Jeanne e di non parlare con lui. Conclusa la telefonata, Sanem dice a Egit che vuole tornare a gazebo perché sente di dover scrivere qualcosa. Poco dopo, mentre cerca di scrivere, Sanem guarda nuovamente Jeanne che lavora davanti alla capanna e le viene in mente il momento in cui lui la portò per la prima volta alla casa in montagna, dopo averla portata via dalla festa di Fabry. Sanem ritorna al presente e si mette a scrivere. D'altro canto, anche Jeanne, mentre lavora, ogni tanto la scruta e gli sovviene il momento in cui, sempre quella prima volta, Sanem ballava scatenata nel giardino antistante la casa. Intanto Mirra e Leila si trovano in un locale supporto. A Leila manca il lavoro, poi chiede al marito quando Jeanne se ne andrà e lui risponde che sicuramente partirà una volta sistemata la barca. Mentre parlano, Jeanne chiama Mirra e gli chiede se ci sia una telecamera accanto alla sua casa di legno. E Mirra non lo sa, ma Jeanne lo avverte che ha un piano e lo metterà al corrente. Più tardi, Sanem raggiunge Jeanne alla capanna, dove vive, e gli porta qualcosa da mangiare. Lui la ringrazia, poi i due si sfiorano le mani e si guardano a lungo, e sembra tornare la magia di un tempo. Lei chiede se abbia finito di sistemare, e lui conferma di sì. Vorrebbe invitarla per il tè, ma Sanem dice che non beve più tè e lo saluta. Anche lui aggiunge che non lo beve più. Si riuniscono tutti alla tenuta di Sanem e Aziz fa un annuncio. L'agenzia ha un piano sociale e Sanem creerà la brochure. Egit non è entusiasta. Aziz aggiunge che lui, Deren, Muzaffer e Jejei faranno un po' di tutto, mentre Jeanne scatterà le foto a Sanem. Jeanne interviene dicendo che Sanem è a disagio con lui e dovrebbero cercare un altro fotografo, ma Deren convince Sanem ad appoggiare la cosa, anche perché il denaro a loro disposizione è piuttosto limitato. I tre uomini di Ivit rimangono soli e parlano tra loro. Jeanne dice al padre che a Yuma non piace che lui stia accanto a Miriban. Lui risponde che era fidanzato con lei quando ha incontrato la loro madre, ma dal momento che Yuma è entrata nella sua vita la sua storia d'amore con Miriban si è conclusa. Lui l'ha amata tanto, lei era fantastica. Aziz dice ai figli che ha sbagliato a stare con la loro madre, mentre aveva nel cuore un'altra donna, ma ribadisce anche di non averla mai tradita, a differenza di quanto la donna afferma. Scende la sera, Sanem si siede sul molo con la bottiglietta delle sue pastiglie e l'acqua. Jeanne lo osserva da lontano mentre prende l'ultima pastiglia, mette un biglietto nella bottiglietta e la lancia. Jeanne si avvicina e si siede vicino a lei e i due, entrambi commossi, si danno le spalle ma faticano a parlare. Jeanne le dice che è molto dispiaciuto che lei sia stata in una clinica dopo la sua partenza, ma Sanem gli rimanda che non deve dispiacersi per lei. Si ritrovano a parlare ancora della mancanza di fiducia di entrambi, poi si alzano, parlano ancora e Sanem gli rinfaccia che non è tornato per lei, mentre Jeanne che lei non voleva che lui rimanesse. Sanem conclude dicendo che se l'avesse amata sul serio non sarebbe andato via e poi se ne va, lasciandolo solo. L'indomani a casa di Din c'è molta agitazione per via dei dubbi che Meckibè ha su Emirre, così Meckibè e Niet decidono di seguirlo perché pensano di trovare delle prove che stia tradendo la figlia Leila. Emirre si incontra in un locale con una ragazza e loro nascosti lo riprendono con il telefonino. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!